Qual è la capacità di investimento da parte di ANAS su queste strade, su questi tanti chilometri di strade che ora passano sotto la vostra competenza? Quest'anno 7 milioni, l'anno prossimo 15, principalmente manutenzione straordinaria ma anche molta ordinaria. Semplicemente controllare le strade, pulirle, tagliare l'erba, fare la neve. Ecco, queste sono le nostre attività, dare un miglior servizio e disponibilità delle infrastrutture sempre. State facendo i sopralluoghi oggi, che situazione state trovando? Sì, sono sopralluoghi e anche con cantieri in corso, quindi abbiamo firmato il 31 luglio, ma già i nostri appaltatori sono in corso con i lavori, un impegno molto importante della nostra struttura che crescerà ovviamente dal punto di vista della sorveglianza e di presenza sul territorio, ma soprattutto come qualità del servizio. Quando termineranno questi primi cantieri, quando partiranno invece gli altri lavori, quelli previsti dal piano regionale? Questa prima mandata di cantieri terminerà a ridosso dei giorni di Ferragosto e poi dopodiché dai primi di settembre partiranno via via tutti gli altri per arrivare entro fine anno ad aver concluso il piano da 7 milioni, il piano straordinario che è legato a questo passaggio. Credo che sia anche significativa la capacità di intervento di ANAS in termini emergenziali, quindi non solo attività ordinaria di manutenzione molto importante, ma anche capacità di intervenire in caso di emergenza, una capacità di intervento insieme a noi molto efficace, cosa che purtroppo Città Metropolitana e il resto delle province della Liguria non riuscivano più a dare per scarsità di risorse. Qual è secondo voi la situazione più grave sulle strade del Tigullio? La situazione è pressoché grave su tutte queste strade che hanno avuto poca manutenzione negli ultimi anni. Io credo che la situazione andrà via via migliorando, verranno rifatti tutti i manti stradali, tutte le manutenzioni sui cigli stradali e soprattutto verranno controllati i versanti che in Liguria danno a volte dei disagi molto importanti.